gestore delle grotte è preoccupato di questa situazione? Ero più preoccupato i giorni scorsi, adesso la situazione si è stabilizzata. Abbiamo passato la notte a monitorare il livello dell'Oliero che non abbiamo mai visto in 10 anni di gestione alto come quest'anno. Ha avuto un po' problema il gestore della centrale idroelettrica, però ha risolto con tempestivo intervento della ditta Polato di Oliero. Anche al Brenta abbiamo visto che si è stabilizzato, continua a piovere, però credo che con interventi così di regimazione anche del lago del Corlo abbiamo poco da preoccuparci di eventuali esondazioni anche in futuro. E per le barche? Le barche sono al sicuro, ero molto preoccupato, difatti i ragazzi sono stati bravissimi, si sono svegliati di notte a controllarle, a vuotarle e a legarle appositamente anche con un po' di pericolo perché chiaramente l'acqua era molto alta e abbiamo messo in sicura, tutto a posto. Grazie al gestore delle grotte di Oliero. A voi tutti.